Ho fatto la rotonda, ho sentito un botto sul vetro e praticamente non ho visto niente, non ho visto nessuno, ero convinto di aver preso, dopo sono sceso, di aver preso un cartello, ma dopo ho visto il cartello per terra, ero convinto di aver preso un cartello di quelli dei cantieri che si mettono per terra, perché il vetro, da come era messo, sembrava con due... E ho detto, ho preso il cartello, ho rotto il vetro. E sono andato via, ma mi sono fermato a guardare perché ho detto il botto, che cos'è successo, che cosa c'è che non... Perché anch'io sono rimasto così. Sono ritornato indietro, glielo ripeto, ho messo le quattro frecce, sono andato a piedi a guardare 20-30 metri così e ho visto il cartello per terra e ho detto ho preso il cartello, ho rotto il vetro. Per l'uomo o chi era, da dove è sbucato, da dove veniva o che era buio vestito di scuro, io non l'ho proprio visto. Continua a ripetere queste parole Michele Salmaso. Il 58enne padovano è ritenuto essere il pirata della strada che avrebbe investito lunedì sera la rotonda tra via del Plebiscito e via Avanzo a Padova Fabrizio Coppetti, il 55enne bancario dell'Unicredit trovato agonizzante e poi morto in ospedale. Il presunto investitore non si dà pace. Quella sera stava portando la spesa ad una conoscente. Era convinto di aver travolto un cartello stradale. Non ero preoccupato di niente, convinto proprio che fosse stato il cartello, non ero preoccupato di aver preso qualcos'altro. Io ero tranquillo, volevo solo cambiare il vetro perché era rotto come fanno tutti gli altri, basta. La sua auto, una Citroën C1, è già stata sequestrata ieri sera dagli uomini della polizia locale di Padova. Ci sono vistose ammaccature sul parabrezza. Ad incastrarlo sarebbero le immagini delle telecamere della zona che avrebbero ripreso anche Fabrizio Coppetti a piedi e il passaggio dell'auto. Grazie alla targa, i vigili sono risaliti al 58enne che ora risulta denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso. L'uomo, quando la polizia locale si è presentata alla sua porta, è rimasto incredulo e ora il suo pensiero va ai familiari del bancario morto. Certo che mi dispiace per l'uomo, prima anche il suo collega sul video, mi dispiace certamente per l'uomo che se è successo così. È logico, se posso essere di aiuto anche per lui o per qualcuno che gli sta dietro, non so chi, volentieri in qualche maniera, anche perché io sono povero, non ho soldi, io qui sono in affitto, per cui non ho praticamente quasi niente tranne che il reddito, poi ho anche problemi fisici, robe varie, per cui la vita per me è molto difficile andare avanti ormai già da tanto tempo, quindi io mi sentivo tranquillo finché non sono arrivati i vigili che mi hanno detto così. Fabrizio Coppetti, dirigente di banca nella filiale Unicredit di zona Stanga, lunedì sera stava rincasando nella sua abitazione di via Donorione all'Arcella. Da buon camminatore era solito andare al lavoro a piedi. Il suo corpo agonizzante, accasciato sullo spartitraffico, è stato notato da un automobilista che ha dato l'allarme intorno alle 6:30.